Nome. Sara. Elisabetta. Età. 18. 17. Ruolo. Attaccante. Centrocampista. Professione. Studentessa. Studentessa. Spara il primo aggettivo che ti viene in mente. Bella. Felice. Ti definiresti così? Sì, proprio. Sì. Cosa studi? Ragioneria. Ragioneria. Sei brava a scuola? Bravissima. Più o meno. Come ti trovi a Vittorio? Bene. Benissimo. Com'è il gruppo? Molto unito, affiatato. Fantastico. Sei mai stata espulsa? No. No. Hai mai protestato contro l'arbitro? Sì. A volte. Canzone e artista preferito? Non mi viene in mente in questo momento. Laura Pausini. Una delle sue canzoni. Mai rubato? No. Ultimo libro letto? Non leggo. Diario di una schiappa. Viaggio ideale? In America. New York. La parolaccia che dici più spesso? Cazzo. Merda. Se vincessi alla lotteria 100.000 euro, come li spenderesti? Intanto mi comprerei una macchina. Viaggi. La prima cosa che fai al mattino? Apro gli occhi. Vado in bagno. L'ultima cosa che fai alla sera? Guardo il telefono. Guardo il telefono. Una persona che stimi? A Chiara Simeone. Mia madre. Dove vorresti vivere? Via dall'Italia, in qualsiasi posto. America. Che animale vorresti essere? Una scimmia. Un cane. Film preferito? Passo. Le pagine della nostra vita. Piatto preferito? La pizza. Pizza. Se potessi risolvere un problema che affligge l'umanità, quale sceglieresti? La fame nel mondo. Fame nel mondo. Cosa dà la felicità? I soldi. Non lo so ancora. Sei favorevole a donare gli organi? Sì. Sì. All'aborto? Dipende. Dipende. All'eutanasia? Sì. Sì. Alla legalizzazione delle droghe leggere? Sì. No. Ai matrimoni gay? Sì. Sì. Credi a una vita dopo la morte? No. Sì. Al diavolo? No. No. Al destino? No. Sì. Come vorresti morire? Passo. D'infarto. La suoneria del cellulare? Boh, quella dell'iPhone. Silenzioso. La tua migliore amica? Salutala. Ciao Vale. Ciao Panino. Lampada di Aladino? Esprimi un desiderio. Fatto. Fatto. Mare o montagna? Mare. Mare. Pelé o Maradona? Maradona. Maradona. Chiamata o SMS? Chiamata. SMS. Non WhatsApp? Fai la faccia più brutta che riesci. Hai fratelli, sorelle? Sì, un fratello. 2 sorelle. Vai d'accordo con loro? Sì, dai. Sì. La prima città che ti viene in mente? Roma. Berlino. La prima nazione che ti viene in mente? America. Italia. Un personaggio storico? Napoleone. Napoleone. Cosa pensi della scuola? Mi rifiuto di pensare. A volte è utile. La squadra del cuore? Juve. Milan. Parliamo adesso delle compagne di squadra. Chi è la più ordinata? Giulia D'Are. Giulia D'Are. Quella che ti fa più ridere? Francesca Da Rosso. Alice. Che ti sta più simpatica? Chiara Simeone. Chiara Simeone. Che dorme di più? Io. Viola Cotifani. Più acculturata? Giulia D'Are. Giulia D'Are. Con la testa sulle nuvole? La Marta Somma. Marta Somma. Più saggia? Giulia D'Are. Giulia D'Are. Spiega la realtà Vittorio a qualcuno. Una società fantastica. Meravigliosa. Spiega il fuorigioco. Allora, è quando un attaccante si trova al di là della linea dei difensori nel momento in cui un suo compagno gli fa un passaggio. Passo. Il tiki-taka. Passo. È una serie di passaggi. Il pressing. Cercare di rubare la palla agli avversari. Rubare la palla agli avversari. Cartone animato preferito. Tarzan. Simpson. Mai preso una sbronza? Madonna. Più o meno. Traduci in inglese. Come stai? How are you? How are you? Vorrei segnare un gol alla prossima partita. Non lo so. I wish... I... Ho comprato delle nuove scarpe da calcio. I bought a new pair of shoes. I bought a pair of shoes. Stiracchiata il collo. Tossite. Tabelline. 8x9. Non lo so. 72. 7x6. 42. 42. 9x5. 45. 45. Come ti immagini tra 10 anni? Bella come adesso. Più saggia. Un aggettivo per questo gruppo. Unito. Unico. Salutateci! Ciao. Ciao.